prima di pensare all'utilità di una storia, io penserei al piacere. Secondo me, quando un bambino piccolo si rivolta verso la madre e dice mamma o anche papà, raccontami una storia, lì comincia la letteratura. E che cos'è? Perché vuole aver raccontato una storia un bambino? È ancora orale, cioè non siamo ancora alla scrittura. Perché vuole raccontare una storia? Perché è il suo modo di conoscere il mondo. Ora, che poi questa conoscenza del mondo, se fatta attraverso la profondità dei pensieri di grandi scrittori, possa portare al cambiamento del mondo, sì. Però che sia automatico, no, chiaramente. Però il bisogno di sentire raccontare delle storie credo che sia primario. È un bisogno innato, profondissimo e che c'è sempre stato. Io mi ricordo che in Africa ho visto quello che si faceva una volta, no? Questo pochi anni fa, però a una certa ora della sera, proprio così all'imbrunire, nel villaggio le persone si sedevano tutte intorno, poi veniva una persona che raccontava una storia e magari la sapevano già quella storia, però gli piaceva moltissimo sentirla raccontare perché lui era bravo a raccontarla, ecco. Perciò credo che le storie siano antichissime e siano un bisogno fondamentale dell'essere umano. Poi certo arrivare a pensare di cambiare il mondo è un po' difficile, ma può succedere, voglio dire, le coscienze si cambiano anche attraverso i libri. Io di solito inseguo un personaggio, cioè racconto una storia perché mi interessa un personaggio, prima ancora che la storia di questo personaggio. E il personaggio si porta dietro una storia, quindi è il personaggio in un certo senso che vuole raccontare la sua storia. E io ho capito con l'età e con andare avanti in questo mestiere che bisogna essere sempre molto umili e ascoltare i personaggi, perché i personaggi ne sanno sempre più di te. E secondo me chi è più giovane, portato giovane quando ancora c'è questa illusione di potenza, e pensa che in fondo conta di più l'armonia della verità del personaggio, e invece io ho capito adesso, forse dopo tanti anni, che è più importante quello che pensa o che dice o che fa o che ha in mente il personaggio che non l'armonia, anche se una storia zoppica non è importante. Ogni tanto, qualche volta mi viene in mente che una data idea, un dato sentire può essere detto solo in poesia. Perché? Perché la poesia lavora con l'assoluto della lingua, mentre la prosa è molto più sciolta, più disinvolta. Insomma, la poesia è come un'operazione matematica ed è assoluta. Cioè non è che poi, matematica non è che puoi dire 2 più 2 fa 5, non lo puoi dire. Deve essere quello. Quindi devi stare all'interno di un'assolutezza linguistica che non è così, per fortuna, nel romanzo. Il teatro è il luogo del dibattito, del pubblico, della discussione, il rapporto con Dio, con il futuro, con il mistero dell'universo, molto più del romanzo. Il romanzo c'è la narrazione, c'è questo tempo a onde, no, della narrazione. Il romanzo per me è un'investigazione sul mistero del passaggio del tempo, no? In fondo tutti i romanzi del mondo trattano un tema così, che è il passaggio del tempo, che noi tutti sentiamo ma non sappiamo cos'è, no? È un mistero grandissimo, tant'è vero che non si può scrivere un romanzo di 2 pagine, eppure non è che abbiamo dei canoni, delle leggi. Perché non si può scrivere un romanzo di 2 pagine? Perché il romanzo deve mimare il passaggio del tempo, quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di quelle 100 pagine minimo perché una storia si sviluppi, si racconti, eccetera. E quindi è questo legato tanto al mistero del passaggio del tempo. Invece il teatro no, il teatro è la pietrificazione della realtà, è qualcosa di così forte e secondo me riguarda l'etica.
cioè proprio è il luogo dove ci si interroga qual è il dovere dell'uomo, qual è il rapporto fra dovere e piacere, fra la libertà propria, la libertà altrui. Non a caso il dialogo ha qualche cosa di così stretto, di così lapidario, insomma, il dialogo è il ragionamento. Per esempio nel teatro la descrizione non c'è, che invece il romanzo è così bella, descrizione, racconti un paesaggio, racconti il tempo che passa, racconti una serata, racconti una persona, no? Invece questo in teatro non c'è proprio questa rigorosissima azione, tutto diventa azione e immediatezza. E a me sono molto incantata e così presa dal teatro, perché è il luogo per me della politica, se vuoi. Ecco, politica in senso ampio, in senso esteso del termine, ma il romanzo secondo me non è mai politico, invece il teatro sì. Sì, sono abbastanza ottimista. Io sono molto pessimista per le questioni, diciamo, che riguardano il nostro rapporto con l'universo, perché veramente siamo un nulla, e poi non so, per il futuro del mondo, se pensi a che cosa sta succedendo, e in pochi anni probabilmente andiamo incontro a una desertificazione, queste cose qui mi spaventano e le vedo piuttosto male. Però invece sono abbastanza ottimista sulla capacità delle persone, anche dei giovani, di appassionarsi alle cose, di opporsi, di partecipare. Quindi è colpa nostra. Ecco, non è vero che c'è una generazione di ragazzi che non hanno voglia di fare niente, che guardano solo la televisione. Secondo me quelli sono dei luoghi comuni. E poi vedi, appunto, in una situazione come questa, vedi che c'è tanto interesse per le idee. E invece i nostri dirigenti della televisione sono convinti che le idee non interessano nessuno, che le idee sono scontate o che insomma non interessano. Ma tu pensa che a Roma, avrai visto, c'è stato, per chi non lo sa qui, magari che non l'ha letto sui giornali, a Roma c'è stata una festival di filosofia, cioè dei filosofi che sono andati all'auditorium, 800 posti o 1200 posti, a parlare di filosofia, è pieno, sempre pieno. Allora cosa vuol dire? Che non è vero che la gente vuole soltanto la moda, le stupidaggini, i giochi, eccetera. Non è vero, c'è un'Italia molto più curiosa, inquieta, appassionata, intelligente, ma che non viene presa in considerazione. Veramente la televisione fa come se questi italiani non esistessero, e sarebbe l'ora anche di un po', no, di protestare un po'. La radio dà spazio alle idee, ai pensieri, e poi la radio fa camminare l'immaginazione, perché uno invece di vedere le cose sta lì e magari occuparsi di altro e mangiare o chiacchierare, che è una brutta abitudine quella. Invece la radio uno ascolta e finalmente viaggia con la mente, ecco, immagina delle cose, perché sennò che ci sta a fare. E questo devo dire che appunto non tutta la radio, ma per esempio il terzo programma, che per esempio a me mi fa tanto arrabbiare, perché quando io vado a Pescasseroli in Abruzzo, dove ho una piccola casa, dove mi ritiro per scrivere, beh, lì il terzo programma quasi non si sente, ma è una cosa indecente, una cosa vergognosa, perché io sono abituata la mattina a cominciare alle 7:30 a sentire la lettura dei giornali, e poi i libri, e poi tante cose che alla radio sono molto interessanti, che vengono affrontati. Ecco, e allora io mi chiedo perché. Allora forse non si vuole che la gente pensi, forse è questo, più che ricalcare una mancanza di pensiero. Credo anch'io. Guarda, secondo me, lo vedo con molta
piacere è nata un nuovo interesse per il romanzo impegnato, che è una parola ormai, pensa che se lo dicevi al tempo del 63 ti avrebbero buttato fuori a calci, perché impegnata era una parola brutta, non si usava più. E invece mi sembra di capire che oggi c'è un ritorno, un interesse verso il romanzo impegnato, cioè vuol dire il romanzo di impostazione politica civile, e il fatto che un giovanissimo come Saviano, no? Abbia scritto un romanzo sulla camorra è poi strano, perché è un romanzo lirico. Questa è la cosa strana, non è un romanzo giornalistico nemmeno un po', e questa è l'originalità di questo romanzo di un giovane. Quello è un romanzo, però è un romanzo che affronta un argomento terribile e che è politico, ma non è politico nel senso della politica dei partiti, che proprio non interessa a nessuno, è la politica nel senso delle grandi domande che noi ci facciamo sulla convivenza. Allora, che cos'è la violenza? Perché c'è questo rapporto difficile fra i sessi? Che cosa sono i ruoli? Che cosa sono non so, il nostro rapporto con la guerra, il nostro rapporto con le armi, insomma tante cose che io non metterei nella politica in senso stretto. Per quello dicevo la politica, il romanzo non è politico in quel senso lì, però nel senso ampio di toccare e di approfondire gli argomenti che sono nella vita di tutti i giorni, argomenti però veri, profondi, grandi. Ma io credo di sì, e mi fa molto piacere vedere che ci sono dei giovani, donne e uomini, che stanno affrontando con un nuovo piglio, diciamo così, sartriano, il romanzo sociale, vogliamo chiamarlo così, non politico ma sociale. Benissimo.